Tra le tante iniziative svolte nella giornata dell'8 marzo, Festa della Donna, quella organizzata dal Lions Club di Agrigento, che ha celebrato il progetto del centenario Adotta un bene culturale. L'obiettivo del progetto è di adottare un bene sito nel territorio dove opera il club, ponendo in atto ogni iniziativa per valorizzarlo e migliorarlo. Per l'occasione il club ha deciso di adottare una panchina sita nel centro storico del comune di Porto Empedocle, che ha restaurato e dipinto di rosso, realizzando così la panchina rossa contro la violenza sulle donne e in favore delle pari opportunità. La panchina rossa è un percorso di sensibilizzazione e di informazione lanciato dagli Stati Generali delle Donne in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il Lions Club Agrigento Chiaramonte ha celebrato il progetto Adotta un bene ambientale e culturale. È un progetto del distretto 108 YB Sicilia per il centenario e prevede l'adozione di un bene che già esiste sul territorio in cui opera il club, che però il club adotta, valorizza e migliora. Noi abbiamo deciso di adottare una panchina già presente nel comune di Porto Empedocle, fondendo l'iniziativa con un'altra di più ampio raggio, e che è quello della panchina rossa contro la violenza sulle donne e per la pari opportunità. È una panchina che è già installata in altre realtà nazionali come in provincia di Pavia, di Pescara, di altre cittadine del centro e nord Italia, e noi abbiamo voluto adottare anche nel nostro territorio. Abbiamo chiesto all'amministrazione comunale, che devo dire è estremamente sensibile in questo, ci ha dato la possibilità di poter adottare una panchina, dipingerla di rosso e eleggerla sostanzialmente a monumento e a monito contro la violenza sulle donne e per la pari opportunità. È un segnale che abbiamo voluto lanciare alla comunità, e fondendo queste due iniziative siamo riusciti da un lato ad adottare un bene e a migliorarlo, dall'altro a consegnare al comune anche un qualcosa di stabile e di visibile contro la violenza sulle donne. Pensate di fare l'iniziativa in altri luoghi della provincia? Sì, è un'iniziativa che vorremmo portare avanti, abbiamo già anche qualche contatto con altre amministrazioni comunali nei territori in cui il Lions Club Agrigento Chiaramonte opera, quindi comuni di Agrigento, di Favara, di Realmonte. Stiamo cercando di accelerare i tempi per poter dare anche lì un segno tangibile della lotta contro la violenza sulle donne.